Oh, c'è venticello, ma se oggi droniamo un po' sta cosa qua disabitata, barbari missili, dai, fatta. No, troppo vento, ingestibile, niente, ho dovuto ributtarlo a terra, diciamo, farlo ritornare. Però vabbè, dai, intanto siamo entrati. Bene ragazzo, sono molto contento e molto di fretta perché mi è appena arrivata la telefonata che è arrivato Scarface, quindi vado dalla Santissima Donna di mia nonna a prendere Scarface. Pensavo di andare tipo in un'area sosta perché adesso devo rimettere tutti i programmi, cioè devo starci ore e ore, quindi volevo corrente, no, sicura, tranquilla. L'unica cosa è che domani ho un lavoro da fare a Jesolo, sì, cosa positiva, il mio primo lavoro da full timer, però dovrò interrompere, diciamo, questo discorso, quindi ci vediamo dopo. Wow, allora praticamente in circa una settimana ho mandato sul Surface che aveva problemi alla batteria e alla piastra. Gli è arrivato sulla Microsoft, non appena gli è arrivato loro mi hanno mandato il dispositivo sostitutivo che sembra anche nuovo, adesso lo apriamo e vediamo. Allora, perdona le luci ma stiamo facendo tutto un po' così. Oh cazzo, è nuovo, non ha, no, stavo guardando se l'ho ricondizionato, non ha un minimo da nessuna parte, un minimo striscio, è nuovo di pacca. Wow, fantastico, cazzo, fra 3 mesi scadeva la garanzia, numero 1. Bene, buongiorno Italia. Allora, da una parte sono molto soddisfatto perché il Surface mi è arrivato in tempi brevissimi. L'unica cosa adesso, io sto installando gli aggiornamenti, c'è qualche problemino, vabbè, cose che risolvo. Però cosa succede? Il computer è da tanto che va avanti a lavorare, ovviamente devo metterlo in carica e oggi c'è nuvolo e quindi si parla tanto che ci vuole piastra induzione, condizionatori, questo e quell'altro, ma guarda qua, le batterie già stanno andando giù e stiamo caricando solo a 0.6 perché veramente proprio non c'è una luce proprio spenta. Quindi vedi insomma che tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, cioè questa è la realtà dei fatti, no? Cioè non puoi avere corrente infinita in un camper, i pannelli quando c'è nuvolo insomma caricano poco, cioè non caricano a sufficienza. Se avessi avuto il doppio della potenza dei pannelli e il doppio delle batterie, altro non avrei fatto in un continuo di giornate nuvolose che prolungare un attimo questa scarsità di energia, perché poi le batterie, anche se fossero state 4 invece che 2, sarebbero scese comunque. I pannelli, per carità, anche se sono il doppio, ma poco niente per 2 uguale 2 volte poco niente, insomma, hai capito? Se invece ci fosse stato un alternarsi di giornate nuvolose, soleggiate, allora sì è un'ottima soluzione, perché allora i tanti pannelli ricaricano il più possibile le 4 batterie e poi se c'è nuvolo, cioè che non carica, c'è nebbia, tutto quello che vuoi, comunque hai 4 batterie da scaricare, no? Quindi hai un buffer, si chiama, no? Non da poco. Quindi allora adesso, siccome questa sera sono invitato a cena da una bella ragazza che sarebbe la Alessia, no? E mi sposterò da questo parcheggio che è uno dei miei preferiti perché ha un super wifi gratuito e attaccato proprio a un parchetto, è molto tranquillo, vicino alla polizia e tutto quanto, quindi mi va molto bene. Però diciamo sono vicino a un albero che comunque mi fa un po' di ombra. Mi sposterò in un altro parco completamente privo di alberi e starò lì, così un po' muovo anche il motore, l'alternatore, per carità sono 3 km però vabbè, e niente, dopo lo lasciamo un po' in pausa che stasera sto dall'Alessia, però vedi, no,
non è sempre tutto fattibile così, cioè. L'unica era, se non avessi avuto impegni per il weekend, andare in un'area sosta e star lì 3-4 giorni a finirmi tutti i lavori, insomma i lavori quelli più importanti, più strong, che necessitano di tante ore col computer collegato, no? Beh, in quel caso poi avrei approfittato anche di attaccarmi la tastiera e il mouse, perché sai, tastiera, mouse e monitor, per attaccare tutto il sistema devo accendere l'inverter, invece adesso il computer è semplicemente attaccato sul 12 volt con la presa accendisigari, insomma. Dai Nino, con sti aggiornamenti, porca miseriazza, c'è l'October Update, quello sfigato di Windows 10 che non si vuole installare, ma a me serve quello per poi installare i successivi, come Windows Insider, che sarebbero gli aggiornamenti beta, no? Le anteprime. Sai che se ti succede devi scaricare dal sito Microsoft l'assistente aggiornamenti Windows 10, con quello diciamo forzi un bel po' di problemini e vai avanti tranquillo a installarti gli aggiornamenti, che altrimenti col Windows Update non riusciresti ad installare. Oh dai che ci siamo, anche perché insomma non è che posso lavorare e anche montare video e tutte quelle robe senza il mio computer, con le mie robe, tutto preparato, finito insomma. Vedi, già spostandosi in un'altra casa, in un altro giardino, che il giardino sarebbe questo di qua e di qua, no? Vedi, siamo già saliti a 1,4 di ricarica, no? Beh, qua è eterno, accidenti, siamo al 69%, cioè il computer è straveloce, ma sto aggiornamento qua proprio che è eterno. Quindi altre 2 orette sicure, ma proprio sicure, eh? Oh, siamo al 70%, io qua mi sto annoiando di brutto, anche perché ho in testa, no, l'idea di dover farmi i siti, di preparare il computer eccetera, ma mi trovo bloccato e allora via col CP a fare una camminata.
so, si poteva fare delle bellissime scene con gli aironi, cormorani, però accidenti, lo zoom mio è quello che è, cioè cos'è, un 3x, un 4x ottico, no? Mentre la Nikon, che ripeto ce l'ho ancora, anche se non la uso, ho sbagliato, almeno per le foto, quella mi fa 33x ottico, è tantissimo, una roba incredibile, solo che ciò, portarmela dietro capirai che non è il massimo. Ok, salvo imprevisti, credo che ce l'abbiamo fatta, porca troia. Cioè, speriamo. Comunque adesso se parte, altrimenti devo riformattare tutto, diciamo ripristinare il tutto, vado in un altro parcheggio dove c'è un altro wifi e che così muovo il camper e scarico gli altri aggiornamenti, quelli dopo. So che magari non ti interessa, quindi chiudo. No, niente, mi sposto, nonostante il camper da 5,40, cioè guarda, sono proprio in mezzo alla strada, quindi niente. Anche perché il Scarface si sta reimpostando, che è tipo una formattazione, e quindi ci vorrà il suo tempo, insomma, ecco. Vabbè, proviamo un'altra piazza, proviamo ad andare in piazza Milano. Tanto vedi, furbizia, il Scarface l'ho attaccato sull'accendisigari della batteria motore, no? Ma che figata i murales dell'ospedale? Te li avevo già fatti vedere in una vecchia puntina, ma fa sempre bello. Infatti a tema il corpo umano, no? Ti ricordi quei personaggi? Quelli facevano, siamo fatti così, no? Ma che roba? Fantastico. Potevano farmi anche il mio camper, bisognerebbe contattarli. Ma che roba, è tutto strachiuso d'inverno, tutto. Comunque noi ci parcheggiamo qui, quindi in qualche modo abitiamo in centro. Certo che porca miseria Scarface, è ancora l'11%, porca miseriazza sti aggiornamenti, ste robe, vabbè, d'altronde è roba da decine di giga ogni volta. Vediamo se funziona il wifi, si funziona e ho abbastanza tacchette, quindi alla grande. Merendina da camper, pane tostato, bruschetta, con sugo di verdura che più che altro devo finire, no? Perché ce l'ho quasi a metà. Questo per dire che quando sei in camper ti devi ingegnare con le ricette in padella, no? Vabbè, niente dai, cioè, farò la puntata sul ripristino di Windows. Che cavolo, sono ancora al 25%, cioè ne ha per ore e ore qua. Per carità, l'aveva detto, questo processo richiederà alcune ore, però porca troia, pensavo fosse un modo di dire. Cioè, tipo quando le morose, no, ti dicono 2 minuti e scendo, dopo ci mettono 3 ore, pensavo che il computer diceva alcune ore, che metteva 2 minuti, invece no, non va così. Vabbè, come si dice, gasolio buttato via per il cacchio, perché non è che vai a vedere un bel posto, roba del genere, no? Vabbè, mi ero spostato solo per avere l'internet, porco cane. Bene CP, allora digli, adesso siamo qua, sì, piazza Aurora, per sbloccare il wifi, siamo praticamente in mezzo a 3 bar, no, giustamente, a farci l'aperitivo con l'Alessia, e ciò, se no... E dopo la porto nel posto, quello che ho scoperto l'altro giorno, la spiaggetta, cos'era, Caballarin, andiamo là. Tu che dici? Va bene come posto? Ti piace? No, io penso solo alle patatine. Oh, tassi che non siamo in ristorante, cazzo! Porca troia!